eccomi arrivata a Villa Grande. Qui non sono longevi soltanto le persone, ma anche i mezzi, come vedete, perché sono veramente in un mezzo, no, degli anni 60. Sono insieme ad Antonio. Antonio ha 93 anni. Allora Antonio, ma raccontiamo un po', insomma, la tua giornata tipo, io voglio sapere. Cioè, tu a che ora ti svegli al mattino, per esempio? Sveglio alle 6. Ti svegli alle 6? Poi metto da mangiare un po', abbiamo 7-8 maiali. Esatto, quindi tu hai gli animali, quindi hai i maiali, hai le capre, no? Andare all'orto. All'orto perché ce l'abbiamo vicino per cappe, fagioli. Esatto, quindi c'hai anche l'orto. Ma scusa, ma tutte queste cose le fai da solo? Prima mi aiutava mia moglie, ma adesso è più anziana, no? Ma i tuoi figli non ti danno una mano? Sono una destra, una sinistra, una ricognitore. Cioè, c'hanno da fare, ho capito. Senti, ma la mattina fai una bella colazione, cosa mangi? Quando ho fame mangio. Quando c'hai fame mangi, vabbè. E per esempio cosa mangi? La mattina a colazione? Il latte. Il latte di capra appena munto, no? Che cosa mangi? Un po' di pane, pistocchi. Il pane pistocco, che poi ne parleremo dopo. E vabbè, quindi poi continui a lavorare, insomma, nella terra con gli animali. Chi si ferma è perduto. Va bene, allora io sono pronta per incontrare i tuoi figli, dovrebbero essere qui. E quindi secondo te che cosa serve per vivere a lungo? Per vivere a lungo lo sa solo Gesù Cristo. Vabbè, quello è vero, quello è vero. Grazie Antonio, io vado dai tuoi figli. Vada. Opla. Allora, eccoci qui. Tu sei Stefania, eccoti. Sì. Allora, cosa stai facendo? Stai potando? Sto potando, sì. Più che un meleto mi sembra un vigneto, Stefania. Perché le piante sono così piccole. ravvicinato. Perché queste sono tipo di piante che vanno messe a distanza di 1 metro l'una dall'altra. Ho capito. E poi non sono piante che producono tanto. Mhm. Quando sono in massima produzione hanno 10 kg di mele a pianta. Allora, lei è Stefania. Stefania è la nuora, no, di Antonio, che è veramente un mito oramai. E tu insieme a un gruppo, insomma, di parenti, di amici, hai fatto questa società, insomma, avete impiantato questo meleto. Sì. Ma come vi è venuto in mente di fare un meleto qui in Sardegna? Che non è poi così usuale. L'idea ci è pervenuta da un nostro amico di Bolzano Mhm. che ha portato questo tipo di piante per lui, le ha lasciato una trentina a noi, poi noi abbiamo cresciuto, dopo il primo anno ne abbiamo aggiunto, siamo arrivati a 500, 1000 e adesso qua ce ne sono quasi 8000. Quindi avete visto che insomma funzionava e alla fine insomma avete deciso abbiamo di visto che le allargare. mele, sì, si conservano bene, a volte secondo le annate arriviamo anche fino a maggio e poi si vendono anche bene. Certo. Perché- Ed è stato anche importante perché questa è una zona un po' isolata dove non ci sono grosse coltivazioni, quindi avete dato Sì. anche lavoro poi appunto alle persone del posto, no? Sì, i vedo. miei soci che Eh. sono disoccupati, sì. E quindi insomma è una cosa molto importante anche, Sì. anche per questo. Senti Stefania, che varietà di mele avete qui? Abbiamo mele Fuji, Golden, Red Gala e Granny Smith. Ah, eccole qui, me le hai preparate in questo cesto. Senti, ma Sì. qui la cosa importante che c'è da dire è che siamo a 900 metri, quindi questo favorisce ovviamente, no? Sì, le rende croccanti, lo sbalzo di temperatura tra il giorno e la notte, quindi sono più buone e poi il sole che c'è durante il giorno le colora, quindi non abbiamo bisogno di trattarle per diventare più rosse. Ecco, della serie, insomma, una mela al giorno toglie il medico di turno, chissà, sarà questo dicono. l'elisir di lunga vita? Pubblicità.